Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1900 servizio dell'ambiente in Sardegna. In Sardegna il 52% del territorio è ad alto rischio desertificazione. Nel 2017, per i danni causati dalla crisi idrica, sono stati spesi oltre 45 milioni di euro. I cambiamenti climatici in atto, il processo di tropicalizzazione sempre più intenso, l'avanzamento della fascia termica sahariana che continua a generare effetti di desertificazione sempre più lunghi e intensi, impongono l'esigenza di un cambio di passo sulla programmazione della risorsa acqua. Nel corso dei lavori è stata sottolineata l'urgenza di razionalizzare la raccolta e di ottimizzare lo stoccaggio, procedendo rapidamente al collaudo al massimo invasabile dei serbatoi esistenti e parallelamente procedere, senza indugio, alla realizzazione di nuovi invasi, diventati ormai indispensabili per garantire il necessario approvvigionamento. È aperto il dibattito sull'utilizzo dei dissalatori programmato dagli imprenditori turistici e dalla municipalità nell'area costiera del nord Sardegna. Purtroppo in questo momento abbiamo notevoli problemi per la quantità di risorsa idrica disponibile in Sardegna. Abbiamo purtroppo problemi in varie parti della Sardegna. E credo che sotto questo aspetto non solo bisogna parlare di risparmio idrico, di cambiamenti climatici che pure sono importanti e che pure stanno incidendo non solo in Sardegna, in molte regioni d'Italia come abbiamo potuto vedere, però poi c'è anche un problema di gestione. Le risorse bisogna utilizzarle al meglio e per utilizzarle al meglio non ci possiamo permettere che quando piove l'acqua vada al mare. In questo noi chiediamo che ci sia più attenzione ovviamente. I consorzi hanno lavorato in modo preventivo nei mesi scorsi, anche quello del sud Sardegna, anticipando questa difficoltà che oggi si sta palesando. Sì, intanto voglio fare una premessa. I cambiamenti climatici ci impongono di programmare per prevenire appunto la scarsa piovosità e quindi avere la risorsa disponibile, perché poi quando la siccità arriva, quando i fenomeni siccitosi arrivano è difficile intervenire, è difficile combatterli perché richiedono interventi di opere strategiche, di opere che richiedono tempo per essere realizzate e quindi tutto questo va programmato e fatto preventivamente. Oggi sarà positivo perché ci sarà la presenza, c'è il Presidente del Consiglio regionale, ci sono gli assessori ma comunque gli imprenditori e quelli che lavorano nel territorio, quindi sarà fondamentale capire bene come procedere. Sì, intanto preciso che in agricoltura bisogna programmare, non si può aspettare all'ultimo momento se piove o se non piove, le stagioni vanno programmate anche in maniera pluriennale se possibile e per fare questo ovviamente c'è bisogno di programmare anche la risorsa idrica. Noi abbiamo voluto fare il nostro convegno, la nostra iniziativa di oggi perché riteniamo che debba iniziare con questo nuovo mandato politico della nuova amministrazione regionale, anche perché per programmare le cose ci vuole tempo, come dico sempre, e quindi vogliamo iniziare da subito a responsabilizzare la parte politica, che insieme ci proponiamo per fare delle cose. Se questo sarà, noi saremo ovviamente disponibili, se questo non sarà, poi ognuno farà le sue scelte. Abbiamo ancora bacini isolati, non ultimo quello del Maccheronis nel comparto di Posada che tanto ci sta facendo preoccupare in queste ultime settimane. Abbiamo una situazione importante legata al cambiamento climatico, legata alla siccità che dobbiamo gestire, lo stiamo sperimentando da tanti mesi e quindi dobbiamo fare un lavoro coordinato e sistemico con i bacini proprio per ripensare alla gestione dell'acqua, non ultima l'efficienza. Noi abbiamo un sistema complessivo che ha oltre il 50% di perdite per mancate manutenzioni e mancati fondi che sono stati messi a disposizione
disposizione proprio a questo proposito. Quindi bisogna investire su un nuovo progetto a tutto tondo, parlando di nuove strutture, parlando di nuovi investimenti, una gestione più razionale di una risorsa così scarsa. Si è fomentato per il nord Sardegna la possibilità di usare queste nuove infrastrutture, i dissalatori, che però avrebbero poi la fattibilità, la costruzione, l'installazione, ma soprattutto poi lo smaltimento. Cosa ne pensa? Non si debbano prendere delle decisioni estemporanee, si debba fare un piano strategico di gestione dell'acqua, esattamente come si fa per altri beni fondamentali come per esempio l'energia, e quindi partendo da un piano strategico per la gestione puoi pensare anche a quelle che sono le infrastrutture necessarie. Gli dissalatori non sono gratis, lasciano ovviamente una salamoia che poi è difficile da smaltire, quindi vanno considerati come strumenti per gestire una risorsa che può diventare scarsa, ma ovviamente deve essere fatta all'interno di un piano strategico condiviso, concertato, soprattutto con i protagonisti di quelle che sono la gestione delle nostre campagne, che sono i consorzi di bonifica. Oggi sui quotidiani leggiamo delle grandi difficoltà sull'isola, no, rispetto all'acqua per il turismo e rispetto all'acqua per le imprese agricole. Ecco, queste sono vicende che non possono più essere rinviate nel tempo, determinano l'impegno ad assumersi la responsabilità, a non girarsi e a non voltare la faccia. È chiaro che da questo punto di vista questa giornata, la presenza importante e decisiva del Presidente della Giunta regionale, di una parte che con noi dialoga e lavora, dei suoi assessori, ha un significato netto. Verificare insieme e condividere se ci sono delle situazioni per tamponare l'emergenza, ma anche per creare i presupposti perché immediatamente questo non accada più negli anni, perché non deve più accadere vicende che impongono di versare quest'acqua nei fiumi e poi buttarla in mare. Questo non può accadere, non possiamo permetterci di non utilizzare le acque reflue, ma dobbiamo trattare bene quelle che ci stanno, trattarle bene perché devono essere acque compatibili con l'agricoltura dell'eccellenza sarda, ma soprattutto con la salute dei consumatori. La questione che stiamo affrontando è epocale, la criticità, diciamo, rispetto a quella che è il riempimento degli invasi qua in Sardegna è evidente che ci preoccupa. Per quanto mi riguarda, io come assessorato intervengo e ho già dato piena disponibilità alle associazioni di categoria per intervenire sui ristori rispetto, diciamo, alle criticità che saranno riscontrate, insomma, nel corso della annata, diciamo, di piantagione, quindi delle culture ortive, insomma, nei prossimi giorni. La questione che va affrontata con un programma di prospettiva rispetto a quelli che sono gli interventi da fare sulla rete, dove noi perdiamo il 53%, diciamo, della risorsa idrica, non ci possiamo permettere di perdere un solo goccio di acqua rispetto a quelli che sono i cambiamenti climatici in corso, e quindi ci troveremo sempre di più ad affrontare questa emergenza. Quindi una giornata che porterà sicuramente a delle soluzioni in chiave di proposte. Sì, ci sono alcune diciamo, cose che si possono fare subito, come alcuni bandi che noi pubblicheremo a settembre, dove i consorzi saranno chiamati ad esprimere progettazioni per migliorare quelle che sono le condotte, la possibilità, insomma, di avere accorgimenti rispetto a quelle criticità che sono emerse. Ognuno nel suo ruolo ha il dovere di creare dei tavoli di concertazione che consentano a questa regione di poter programmare nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Come assessorato ai lavori pubblici ho chiesto la convocazione sia di ENAS che di ANBI per la prossima settimana, in modo tale da creare un tavolo permanente che ci consenta realmente di programmare tutte le risorse in maniera puntuale. Con ENAS abbiamo già finanziato i 107 milioni di euro sul PNRR, su Maccaronis ci sono gli 8 milioni che a breve andranno in assegnazione, che consentirà a quell'invaso finalmente di poter avere una capienza maggiore rispetto a quella attuale.
Si è fomentato per il nord Sardegna la possibilità dei dissalatori, però anche lì ci sono pareri favorevoli e sfavorevoli su creare nuove strutture, sia per poi crearle, smaltimento, tempistiche. Qual è il suo parere? Ma io credo che a 30 giorni dall'insediamento questa giunta non debba scartare niente. Io credo che abbiamo il dovere di valutare in maniera attenta e soprattutto affiancati da tecnici quelle che possono essere le possibilità, tra cui anche quella dei dissalatori. Niente in un periodo come quello che ci aspetta nei prossimi anni in Sardegna e nel mondo, di siccità e di purtroppo aumento delle temperature, di cambiamento climatico. Per raccogliere delle sfide mondiali così importanti abbiamo bisogno di dare delle risposte da un punto di vista programmatico importanti, dove tutti si devono sentire protagonisti, dove tutti debbano essere messi nelle condizioni di dire la loro. Una giornata importante che vede tanti protagonisti su questa emergenza idrica già preventivata da voi in tempi non sospetti. Una giornata che consacra il fatto che i consorzi di bonifica che sono fatti da agricoltori, che sono fatti da chi utilizza l'acqua, sta aprendo una discussione in maniera approfondita su come deve essere utilizzata l'acqua, su come deve essere risparmiata per il prossimo futuro e su come deve essere utilizzata e conservata. Paradossalmente la maggiore attenzione verso queste cose si rileva molto più dagli utilizzatori e agricoltori che dalle istituzioni che in 20 anni, da 20 anni a questa parte, non sono riuscite a creare ad esempio tutta quella che è la sostituzione delle reti idriche vetuste, magari anche in questo PNRR. Direttore, da un mio osservatorio di quella che è la situazione attuale è emerso che la maggior parte degli agricoltori sono molto virtuosi nell'uso dell'acqua, nella gestione dei loro campi e delle loro aziende. Però qualcuno fa notare che per esempio ci sono dei resort dove i prati sono verdissimi, lì non hanno problemi di acqua, mentre invece in alcuni posti sono costretti a centellinare questo tipo di situazione, però non è proprio così, vero? È subito detto. L'agricoltore ha una bassissima marginalità e l'acqua costa, quindi è costretto a utilizzarla bene. E probabilmente i resort, quelli di altissimo livello, hanno i denari, le ville, i resort hanno i denari necessari per poter pagare l'acqua che, attenzione, gli viene data spesso e volentieri per uso potabile, per cui viene potabilizzata a un costo maggiore e che viene distribuita per innaffiare i prati. Ecco, io penso che l'importanza del cibo rispetto all'importanza del prato verde sia completamente diversa. Non che non debba avvenire anche la bellezza del resort, ma credo che il cibo venga prima di una bellezza, di un qualcosa da vedere. Voi come sempre siete impegnati su tanti fronti, cosa si aspetta da questo convegno e soprattutto qual è la vostra programmazione proprio in vista di un'estate che sarà molto calda sotto molti punti di vista? Mi aspetto che la tematica che è stata affrontata sino ad oggi in maniera principale dalla Giunta, che è stata quella dell'energia, possa avere a fianco la tematica dell'acqua, perché l'acqua per il prossimo futuro, cioè per i prossimi 15 anni, ha la stessa importanza dell'energia, per cui noi ci aspettiamo un cambiamento di marcia che possa vedere affiancate anche l'acqua al problema delle risorse energetiche. Dove noi cercheremo di mettere insieme tutti i protagonisti per trovare una sinergia per la gestione di un bene fondamentale e non inesauribile che è l'acqua. I protagonisti sono sicuramente la Regione, i consorzi di bonifica, l'ENAS, che devono dialogare, perché attraverso il dialogo c'è la possibilità di gestire meglio un bene che non è soltanto per usi civili o industriali, ma è anche in agricoltura, in una regione in cui l'agricoltura deve contare sempre di più, che è la Sardegna. Per cui io mi auguro che dalla giornata di oggi ci siano quelli che siano le direttive che poi tutti mettiamo in campo per far sì che questa risorsa possa essere gestita al meglio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino,
Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Questa festa sul Tevere per il mio compleanno, per l'assegnazione, l'intestazione del galleggiante a mio padre e a me mi hanno commosso veramente. Per me il canottaggio è stato tutto e rimango dentro canottiere anche se giornalista, uomo di spettacolo. Rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania del Est. Vince l'Italia, non li prendono più. Davanti alla Polonia, la Cecoslovacchia, l'Italia e la Romania. Ancora una volta l'appuntamento con la storia e i fratelli Abbagnani. Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia. Vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni. Incredibile la vittoria di questa imbarcazione. Un turbo diesel! Cerco di salvarla dai suoi tifosi. Questo non è amore, è incredibile. Di Bartolomei, un'invasione, un successo, un'apoteosi. Io penso che tu debba tirare le somme di questo scudetto. Ma le somme sono che la Roma in 3-4 campionati che è la squadra che è stata più in testa di tutti quanti. A questo punto, quando ho saputo Napoli, credevi veramente di andare a vincere il titolo? Sì, io che mi sono andato da Barcellona senza vincere niente praticamente perché abbiamo vinto una Coppa del Re. Che senti nel cuore? Una gioia immensa per essere qui e in questa finale del mondo sicuramente. Ci siamo io e te 10 minuti fa e quello è Materazzi. Adesso andiamo a cercarlo. Mi sembra di essere tornato indietro ai tempi dello scudetto di Maradona negli Maradona aveva già fatto la doccia. Sono degno, evidentemente iniziavo la mia carriera con Maradona. E tutta la concludo con Materazzi che ha alzato la Coppa dell'Unità d'Italia.
a long history. Why is everybody searching enough to feel complete? Get out of the dependence if you wanna feel free, don't you? Pepinello di Capua, lei ha conosciuto Giampiero Galeazzi non come telecronista sportivo ma come uomo. Che ricordo porta con sé? Io Giampiero Galeazzi lo conosco dal 1979, quando ancora non eravamo campioni, e lui a Bled fece una telecronaca a quei campionati mondiali che vincemmo la piccola finale, che quando tornammo a casa la persone, tutta la gente che ci vedeva pensava che noi eravamo diventati campioni del mondo. Immagina un po', già prima dei mondiali lui era talmente appassionato e talmente incitava non solo noi con sulle telecroniche, anche la popolazione già prima di diventare campioni. E lei come ricorda quei momenti anche di quelle grandi vittorie che ha vissuto? Quelle grandi vittorie, tornando a casa, e giustamente le vittorie si vivono sul campo, però quando tornavi a casa e sentivi le telecroniche, sembrava unisono con le nostre vittorie quella voce di Giampiero Galeazzi che spronava e ha fatto conoscere anche il canottaggio, non solo in Italia ma probabilmente anche nel mondo, dove era ancora uno sport di nicchia, è diventato uno sport quasi nazionale. Ecco, adesso lei come lo vede il canottaggio? Tra poco inizieranno anche le Olimpiadi. Le Olimpiadi è sempre stato un qualcosa di eccezionale. Io ne ho partecipato 5, 4 con gli Abbagnale e 1 con la squadra paraolimpica nel 2016 a Rio. E ti dico che l'evento olimpico è sempre quello là più importante per lo sportivo e per l'atleta, perché è l'apice del risultato. Vincere l'Olimpiade è un qualcosa di eccezionale. Susanna, figlia del grande Giampiero, oggi viene presentata la 3ª edizione del Memorial Galeazzi. Qual era il vostro rapporto con la Sardegna soprattutto? Allora sì, sono 3 anni che è iniziata questa scommessa grazie all'iniziativa di Mario Frongia e sono felicissima perché con la Sardegna ho tantissimi ricordi legati a papà, perché è il primo posto dove siamo andati in vacanza, dove ho imparato a nuotare, dove sono andata alle feste, in discoteca, quindi insomma tanti bellissimi raccordi con papà, era il suo posto del cuore. Quando aveva bisogno di fermarsi, di respirare, di staccare un po' da tutto, scappava lì. Tanti atleti e personaggi hanno aderito anche a questa 3ª edizione e si prospetteranno numerose edizioni anche nel futuro. Che particolarità e che specialità aveva? Detto anche da una figlia ma anche da una giornalista. Papà la specialità che aveva, sì, prima voglio ringraziare perché più andiamo avanti con gli anni per quanto riguarda questo evento e più c'è tantissima adesione e partecipazione, questa è una cosa che mi allarga proprio il cuore nel ricordo di papà. Papà era tanto, papà era così come lo vedevamo in scena davanti a un televisore, così era a casa, la sua semplicità, la sua genuinità, la sua schiettezza, cioè quello che pensava, diceva, non aveva filtri e questo era anche la sua forza, il suo segreto per avere successo in questo mestiere. Cosa le ha insegnato più di tutto? C'è qualcosa che che ricorda anche proprio per quanto riguarda questo mestiere e che vuole anche consigliare a chi questo mestiere lo fa da poco? Allora, una cosa che mi ha insegnato è di divertirmi, proprio per questo mestiere se non c'è la passione del divertimento, nei casi in cui ci si deve divertire come lo sport o altri settori che conosciamo, divertirsi e soprattutto puntare sulla verità senza lasciarci sviare o distrarre da altre situazioni. Oggi più che mai tra fake news, intelligenza artificiale e tutto quello che conosciamo, oggi più che mai verità e curiosità. Un memorial che è sempre più partecipato soprattutto da personaggi sportivi e autorità. Ecco. Sì, sono veramente contento, è il 3° anno, sempre più partecipato come dicevi tu, adesso vediamo le altre adesioni perché non è detto che all'ultimo arrivino altri grandi campioni o comunque personaggi conosciuti, siamo contenti anche perché ci sono anche altre attività collaterali che faremo insieme a Mario Frongia, l'organizzatore dell'evento. Quale ricordo porta con sé dalla Sardegna soprattutto? Sì. Beh, mio padre amava stare in Sardegna e soprattutto il periodo delle ferie, no? A luglio sempre tra Pevero, Porto Cervo, Porto Rotondo, insomma era la sua meta preferita e quindi non poteva che svolgersi in Sardegna questo evento. Lei è stata un'allieva di
Giampiero Galeazzi, quale insegnamento porta più con sé? Il maestro, per noi era il maestro Giampiero, per noi era il porto sicuro dove approdare quando avevamo un dubbio o avevamo bisogno di consigli. La prima volta che ho visto Giampiero Galeazzi nel corridoio di Saxa Rubra pensavo di essere a Luna Park, perché io, giovane stegista, vedo passare un monumento e dico ok, forse sto nel posto sbagliato, forse ho intrapreso la strada giusta. Giampiero è nel mio cuore, lo sarà sempre, ma è nel cuore di tutti gli italiani, perché quello che lui raccontava noi riuscivamo a vederlo, e ancora oggi, sentendo la sua voce, abbiamo quell'immagine precisa di quel momento. Le imprese sportive sono diventate imprese epiche con lui, e quindi sarà sempre nei nostri cuori. È andato via troppo presto, ci manca moltissimo, ma essere qui a ricordarlo ci consente di farlo anche con un sorriso. Quanto è difficile adesso per un giornalista o per un telecronista riuscire ad arrivare a quello a cui è arrivato Giampiero Galeazzi grazie alla sua verità? Giampiero era unico, però. Giampiero è unico e inimitabile. Si può guardare Giampiero nel modo di fare giornalismo, però lui, come lui, nessun altro lo sarà mai, perché lui era così, per cui è difficile per chiunque seguire le sue orme, ancora di più se si chiama Giampiero Galeazzi, però si può guardare Giampiero, vedere come lui si rapportava soprattutto ai grandi campioni che facevano la fila per essere intervistati da lui, e imparare come ci si deve porre e come si deve raccontare lo sport. Presente a Roma per la presentazione del terzo Memorial Galeazzi anche il presidente del Corecom Sardegna Sergio Nuvoli. Quanto sono importanti le iniziative di questo tipo, soprattutto poi che si svolgeranno nella nostra isola? Sono molto importanti, soprattutto perché l'iniziativa ideata da Mario Frongia ricorda un grande collega giornalista che secondo me ha due meriti fondamentalmente. Il primo è quello di aver semplificato il linguaggio giornalistico, il linguaggio sportivo, rendendolo accessibile a tutti. Questo è prima di tutto fondamentale, avvicinandolo anche alle persone, avvicinandolo alla gente, facendo apprezzare anche discipline che fino a quel momento lì erano probabilmente di nicchia. Il secondo è che Giampiero Galeazzi è stato un grande veicolo dei valori più belli e più grandi, tipici della pratica sportiva. Noi cerchiamo come Corecom di tutta Italia, non solo della Sardegna, ma attraverso il coordinamento dei Corecom delle altre regioni, cerchiamo di organizzare iniziative come questa che passino dalla valorizzazione del linguaggio corretto nello sport contro il linguaggio d'odio. In questo senso questa iniziativa può insegnare molto a molti contesti differenti. Direttore, secondo lei esistono altri telecronisti alla pari di Giampiero Galeazzi? Allora, alla pari di Giampiero Galeazzi metto Paolo Rosi, Claudio Icardi come telecronisti, come radiocronisti Sandro Ciotti. Secondo me questa è una bella classifica. Dai. Quanto è importante che un telecronista possa anche portare le persone anche a far appassionare a un determinato sport, soprattutto in questo momento, soprattutto per i giovani? Credo che sia decisivo quando la passione è vera, quando l'emozione è vera. Il problema è quando qualcuno fa finta di essere emozionato e invece non è emozionato. Invece quando gli Abbagnale si incontravano con Galeazzi, a Bagnale dicevano sempre a Giampiero, gli dicevano ti abbiamo fatto diventare famoso, e Galeazzi diceva no, so io che ho fatto diventare famoso voi, e quindi c'era sempre questo sketch molto molto divertente. Quali insegnamenti porta con sé anche dovuti e dati anche lavorando con Giampiero Galeazzi? Allora, lavorare con Giampiero Galeazzi, lui era un finto e un preparato, perché sapeva tutto benissimo, era preparato perché era un grande appassionato di sport, alcuni conosceva proprio a memoria, cioè calcio, canottaggio, tennis, eccetera, ma anche sugli altri riusciva subito a capire quali fossero le dinamiche giuste. Quindi lui non ti spiegava niente, tu potevi guardare e un po' copiavi. Io da lui ho copiato molto questo giornalismo un po' d'assalto, quando c'era solamente la RAI che faceva i servizi e potevamo andare nei campi, potevamo scendere, potevamo intervistare, e lui, la sua grande abilità era che se anche riusciva ad avere delle risposte anche senza fare le domande. Da questo punto di vista era fantastico, perché la gente aveva questa faccia che era l'unica vera faccia che bucava in televisione, e quindi lui riusciva sempre ad ottenere il massimo col minimo sforzo. Anche se dalle interviste che abbiamo fatto anche agli altri colleghi che hanno lavorato con lui, hanno detto che comunque sia lui si preparava tanto, studiava tanto anche prima di appunto fare qualsiasi telecronaca, quindi lo studio è tanto importante. Lo studio è importante, ma lui non studiava,
Lui apparteneva alla categoria degli uomini di grande talento e avendo un talento eccezionale riusciva a supplire sempre. Poi sì, è chiaro che si preparava, insomma, lui ci voleva far vedere che andava sempre a braccio, non era sempre vero, però era quello che quando c'era da andare a braccio, non c'era il tempo di scrivere, era quello che faceva le cose fatte meglio. Presidente, un ricordo di Giampiero Galeazzi che porta nel cuore? È difficile, non talmente tanti, molti parlano di Giampiero, io ero proprio amico. Devo dire che sinceramente quando siamo andati a un evento che lo celebrava al suo circolo Carottieri Roma, che è divertente perché c'era un grande sfottò dei tanti che hanno fatto anche parte della leggenda, perché era uno che amava ironizzare e sdrammatizzare su tutto. Se ci pensi, lui così, tra virgolette, simpatizzante o tifoso della Lazio, che si metteva le magliette della Roma, giallo-rosse, insomma era abbastanza un aneddoto. E poi, non so se voi la sapete, ma mi ricordo una volta che lui disse, parliamo di 30-35 anni fa, io presente, entrò su un campo da tennis, dice sono in gran forma anche perché sono stato una settimana da Messeguet, che voi sapete che è un noto luogo dove si va per mangiare meno ma soprattutto per dimagrire, e c'era, non sto scherzando, un socio, sai, noi romani su questo siamo particolarmente brillanti, diretti, non perdiamo tempo, fa oh, ma che te lo sei magnato? Ecco, questo fa capire esattamente sia, diciamo, il suo scherno, perché come per dire, avete visto quanto sono magro? E quell'altro subito ha replicato, guarda, non ci sembra proprio. Questo episodio me lo ricorderò tutta la vita. Un grande giornalista, ma soprattutto un grande uomo. I suoi valori professionali erano pari a quelli umani, non a caso si diventa così empatici con i grandi atleti, con chi firma grandi imprese, se non si ha una capacità umana di saperla anche trasmettere. Giampiero anche in questo è stato un maestro. Noi dobbiamo fare dell'esercizio della memoria di chi ha raccontato lo sport in maniera così umana e competente allo stesso tempo, e sbaglia chi pensa ad un cronista arrembante ma stravagante. Giampiero studiava tutto di ogni evento che andava a curare, o come telecronaco, come servizi, come inviato speciale, stando in redazione, un autentico esempio di attaccamento al lavoro, che sapeva entrare nelle case quasi per magia, ma perché tutti gli riconoscevano autorevolezza, competenza, simpatia, affabilità, doti non comuni tutti assieme in qualsiasi professionista. Per questo noi della Unione Stampa Sportiva Italiana lo ricordiamo con gioia e anche ancora molta emozione. Diverse personalità di spicco, non solo sportive, che hanno scelto di aderire a questa splendida iniziativa. Intanto a partire dal presidente siamo al CONI, il CONI ospita pochissimi eventi l'anno a fronte delle decine di migliaia che accadono in Italia, al presidente dell'USSI Gianfranco Coppola, al presidente della Federazione della Stampa Vittorio Di Trapani. Insomma siamo in tanti, dietro queste cose devono, come dire, fungere da collante, quindi l'ordine dei giornalisti, quindi il Rai Sport che c'era con noi e c'è con noi Jacopo Volpi, colleghi come Simona Rolandi e Leonardo Metalli, sempre della Rai. Insomma c'è un pacchetto molto importante che non può che inorgoglirci. Avremo una serie di video e teniamo la sorpresa di grandi campioni, di grandi personalità dello sport, e sarà motivo d'orgoglio poterli ospitare al Chia Laguna. Ecco, il Chia Laguna Resort ci ha dato una mano enorme, anche perché abbiamo deciso all'ultimo momento, e quindi insomma sarà un momento dal 30, giovedì 30 maggio a sabato che è 1° di giugno, sarà un momento che potremo insomma ringraziare tutti e dare una mano a tutti, a partire, ripeto, dalla regione. Giampiero, prima cosa, era un mio amico, è un mio grande amico. Poi sai, Giampiero mi ha accompagnato in tutta la mia carriera, quando giocavo, facevo le telecronache, era presente quando ho vinto agli internazionali d'Italia, un testimone, diciamo, un momento migliore della mia carriera. E poi mi ricordo tantissime telecronache che abbiamo fatto insieme per la Rai, in cui ci siamo divertiti tantissimo, perché lui abbinava al fatto di essere un grandissimo professionista, un grandissimo giornalista, ma anche molto spiritoso e molto divertente, per cui gli ho sempre voluto bene e ho un bellissimo ricordo. Mi considero un socio fondatore di questa manifestazione che
ricorda il nostro grande, carissimo, affettuosissimo amico Giampiero, che tutti familiarmente lo chiamavamo Piero. Un saluto al presidente Malagò, un saluto caro a Susanna e a tutti i suoi familiari. Niente, vi faccio un bocca al lupo, un grande in bocca al lupo, per che sia una bellissima manifestazione come sono state le altre. In bocca al lupo e buon vento. Ciao ragazzi, sono Fabio Aru, volevo ringraziarvi per l'invito all'evento dedicato a Giampiero Galeazzi. Purtroppo non potrò essere presente con voi per via di impegni già in programma, però vi saluto e che dire, alla prossima. Ciao! Volevo ricordare l'emozione della cronaca di Sydney alle Olimpiadi, 30 settembre, con la vittoria di Antonio Rossi e Bonomi sul K2, l'emozionante cronaca di mitico Giampiero Galeazzi. Colgo l'occasione per salutare i figli Giampiero, Susanna e Gianluca e Lussi e tutti i giornalisti che faranno parte di questo evento. Siamo cresciuti, io personalmente, con i commenti famosi di Giampiero Galeazzi, quindi è un ricordo indelebile nella mia mente. Niente, vi faccio un grande saluto, spero che ci seguiate nei prossimi mesi e sicuramente sarò presente in futuro. Ciao! Ci tenevo particolarmente a fare i complimenti a tutti, veramente per quello che state portando avanti, per quello che volete promuovere, che reputo anche la vera essenza dello sport. A me piace pensare che le grandi vittorie, comunque i grandi risultati non si costruiscano solo in pista, ma anche con tutto quello che succede all'esterno. E quindi vi volevo fare ancora una volta i complimenti e auguri. A presto. Ma sarò sicuramente presente il 30 maggio e il 1 giugno al Memorial, quindi vi aspetto numerosi e ci vediamo presto. Ciao! Ci vediamo tutti a Chia per celebrare sempre grande Galeazzi, insomma. Non vedo l'ora, ci vediamo là. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia.
Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È stato pubblicato. Il mio racconto è stato pubblicato. La febbre le ardeva il sangue. Tutto intorno, 1000 voci voluttuose sussurravano le parole care che Nunzio le aveva detto. Non ti è venuto in mente che la prima ad andare a nozze sarò io? La gente penserà male anche di me. Gracia, este in punte limba de tutto Saviglia. Este una vergogna. Una vergogna. Io sono ben giovine. Forse ho illusioni che l'esperienza farà svanire. Ma mi pare che la vita sia lunga e che in essa vi sia tempo a tutto, che tutto si equilibri in essa, l'amore con la gloria, così come il dolore con la gloria. La giovinezza, i sogni, l'amore per la scrittura, la voglia di prendere parte alla festa della vita, al centro di Amore e Gloria, La giovane Deledda, il film di Maria Grazia Perria che scandaglia 153 anni dall'anniversario della nascita di Grazia Deledda, la vita giovanile della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto un Nobel per la letteratura, in particolare i 12 anni che vanno dal 1888 al 1900, dalla pubblicazione del suo primo racconto Sangue sardo al trasferimento a Roma dopo il matrimonio con Palmiro Madesà. Come nasce l'idea di realizzare questo film e perché concentrarsi soprattutto sugli anni della giovinezza di Grazia Deledda? Ora nasce tanto tempo fa, perché i tempi del cinema sono lunghi, ed è un'idea che io coltivavo da parecchio tempo. E la giovinezza è perché secondo me è il periodo più interessante e racconta quello che aveva nella testa Grazia Deledda prima di diventare Grazia Deledda, e quindi tantissime lettere, mi sono concentrata sulle opere giovanili, quindi i racconti, i primi romanzi, il passaggio dal romanzo diciamo tipo feuilleton al romanzo invece tipicamente delediano, l'inizio del romanzo delediano, quindi mi sembrava una cosa molto più interessante. E poi perché racconta un'adolescenza che è un periodo affascinante per tutti, e quindi racconta di una giovane donna con le sue aspirazioni, i suoi sogni, che poi non sono molto dissimili dai sogni di una giovane donna di oggi, sarda. Tra l'altro ha 150 anni dalla nascita. In realtà io quando ho iniziato a pensarlo non avevo in mente quel progetto, perché avevo fatto un progetto che poi non è stato realizzato sulle donne che avevano fatto grande il Novecento, e tra queste donne c'era Grazia Deledda, e lì leggendo, approfondendo la conoscenza della Deledda mi sono resa conto che c'era questo, i primi anni della sua vita erano anni veramente molto interessanti. Primo perché era una giovane ragazzina che viveva in un borgo molto chiuso, eccetera, e che ha avuto il coraggio di trovare una sua via personale all'emancipazione, e poi perché pur non avendo una cultura, perché aveva fatto solo la quarta elementare, è riuscita ad ottenere, avendo una grande ambizione, un grande talento, è riuscita ad arrivare dove voleva, insomma. Su quali materiali si è basata per realizzare questo film, per approfondire la storia di Grazia Deledda? Beh, intanto dei libri che raccontavano alcune cose, soprattutto i carteggi tra lei e Stanis Manca, il grande amore fatale della vita della giovane Deledda, il carteggio con il professor De Gubernatis, perché Grazia Deledda, nonostante avesse 20 anni, corrispondeva con uomini molto più adulti, molto più colti, con una grande sfacciataggine e anche con una certa dose di consapevolezza di sé, dell'essere donna, dell'essere giovane, quasi in un gioco di seduzione con i suoi interlocutori, e questo è molto molto interessante. Volevo chiederle anche il perché del titolo, L'amore e la gloria. Perché l'ho tratto da una lettera che lei scrive a Stanis Manca,
e in cui lei dice: io ho due passioni, l'amore e la gloria, e non potendo avere l'amore, perché l'amore arriverà molto tardi per Grazia Deledda, si è concentrata sulla gloria. Un'ultima domanda: dove sono state realizzate le riprese del film? Allora, in diversi posti, perché non è stato facile, perché spesso le location reali sono difficili, perché i luoghi sono tutti stati trasformati, quindi abbiamo fatto la scelta di girare la parte degli interni in uno spazio industriale reso attraverso pochi elementi che connotassero il luogo, e poi invece le parti in esterna in diversi posti, perché non c'era un unico posto dove potevamo trovare tutti. Abbiamo girato a Mandas, a Seneghe, a San Simone, basta, principalmente questi, insomma. Da sarda cosa significa fare un film sull'unica donna italiana ad aver vinto un premio Nobel per la letteratura e che ha portato in alto il nome della Sardegna? Allora, racconto un aneddoto. Io ho vissuto i primi anni fino ai 12 anni a Roma, e quando dicevo che ero sarda c'era sempre qualcuno che diceva: ah, noi abbiamo una donna di servizio sarda, e io quasi mi vergognavo a dire che ero sarda. Poi in prima media ho messo le mani su questa antologia, e siccome mi piaceva sfogliarla, così andavo avanti e sono arrivata fino al programma della terza media, e finalmente ho incrociato Grazia Deledda, che non solo aveva scritto dei libri, ma era la prima e unica donna italiana che ha vinto il Nobel e la seconda nel mondo a vincere un Nobel, per cui, come dire, questa cosa mi ha reso orgogliosa di essere sarda. L'ho amata ancora prima di conoscerla. L'ambasciatore per l'Italia dello Spirit Selection, il concorso mondiale di Bruxelles, Carlo Duco, ha presentato l'edizione 2024 che si terrà in Cina dal 3 al 5 settembre, illustrando le caratteristiche, i canoni internazionali del concorso di spiriti più rinnovati al mondo, nella sede di Epule, Accademia del Gusto Internazionale a Poggio dei Pini, località Capoterra, di Angelo Concas. Presenti all'evento le 12 aziende sarde, protagoniste del concorso, con le loro eccellenze di produzione. La Cina è un obiettivo importante per molte aziende produttrici di distillati. Noi del concorso mondiale di Bruxelles e lo Spirit Selection cerchiamo di promuovere le aziende italiane affinché possano entrare nel mercato asiatico, ma non solo. Il concorso mondiale si adopera con i suoi 140 giudici internazionali a mettere in atto veramente una competizione importante che viene fatta alla cieca. Pertanto prendere una medaglia al concorso a Spirit Selection significa entrare di diritto in un mercato globale, essendo i nostri giudici coprenti di circa 54 nazioni rappresentanti. Quindi una selezione di livello alto, qualità autoctona, fondamentale anche per il brand Italia. Assolutamente sì, il brand Italia è importante perché l'Italia è attenzionata a livello globale. Ce ne rendiamo conto ogni anno di più. L'anno scorso siamo stati a Treviso, abbiamo portato lo Spirit Selection a Treviso e abbiamo avuto dei risultati strabilianti. Quest'anno andremo in Cina e siamo convinti che la Cina sarà un ulteriore sviluppo del nostro Made in Italy. Lei ha avuto modo di vedere le aziende qui presenti oggi, ha modo di vedere anche tutte quelle nazionali. Qual è la caratteristica che comunque unisce tutte queste aziende? Ma io direi potrei usare due superlativi: l'eccellenza e la passione. Noi riusciamo a fare dei prodotti che fuori dall'Italia non vengono prodotti, ma essenzialmente perché non hanno la passione che mettiamo noi. Noi abbiamo una passione millenaria, abbiamo una cultura, una storia fondamentale. Creare un prodotto in Italia significa creare delle eccellenze da mettere a disposizione del mondo, e questo non è banale. Un'ottima occasione per esplorare nuovi mondi. Qua ovviamente noi siamo a casa perché Angelo Concas, patron di casa con Epule, e come sapete fa parte del concorso mondiale del Vermentino che verrà organizzato la prossima settimana a Cagliari. Questa del concorso mondiale degli Spirits di Bruxelles è un'occasione fantastica per conoscere persone nuove. Tra l'altro l'ambasciatore degli Spirits per il concorso mondiale, Carlo Duco,
un giornalista che io stimo tantissimo, si diletta sia tra il vino che gli spirits, quindi un'occasione assolutamente unica e imperdibile per poter non solo entrare un pochettino in maniera più approfondita in questo fantastico mondo, ma anche per conoscere direttamente i produttori che sono intervenuti oggi. Angelo Concas, oggi da Epule, che poi dovrei ricordarci per i nostri telespettatori il significato dell'Accademia Internazionale. Epule, da cosa deriva il nome, che quello è sempre interessante dirlo. Un riferimento mondiale, Spirit Selection 2024, Cina, Sardegna. Esatto, sì, Spirit Selection, abbiamo qui Carlo Dugo, l'ambasciatore per l'Italia del concorso mondiale degli spiriti, che ci presenterà appunto come si svolge il concorso a livello mondiale, come le aziende sarde possono partecipare, aderire con i loro prodotti, e dopo concluderemo con una degustazione dove io, Carlo e altri esperti valuteremo la qualità dei prodotti, consigliando a chi vorrà partecipare e iscriversi al concorso quali consigli dare, con quale prodotto partecipare. Per quanto riguarda Epule, la faccio breve perché è lunghissima. Epule viene da Epulandi, Epulando vuol dire in effetti cibo, quello che i romani facevano i banchetti per strada e davano appunto la possibilità di assaporare i cibi in una maniera, diciamo, edonistica, col piacere del cibo. Concas, a 2 mesi circa dal Vinitaly, dove ha visto protagonista una Sardegna in grande spolvero con un nuovo stand, noi abbiamo avuto la fortuna e anche l'impegno di documentare in esclusiva per Telesardegna questa edizione. La Sardegna si è ritagliata, e oggi è la dimostrazione, anche una posizione non solo con i vitigni autoctoni, quindi con gli spumanti metodo classico, ma anche con i distillati. Beh, direi che la Sardegna è cresciuta, come ho sempre detto, in maniera esponenziale. Da 15 anni abbiamo un grandissimo successo. Negli ultimi anni la regione Sardegna forse è quella che più è cresciuta. Devo dire che per quanto riguarda gli spiriti abbiamo una qualità decisamente eccelsa, tante piccole aziende e tante belle realtà. Dimostriamo di non aver paura di presentarci nei mercati internazionali con i prodotti di qualità, sia quelli tipici come può essere un mirto, il classico limoncello, ma la cosa più carina è presentarci con prodotti internazionali come una tequila, per dire un gin, una vodka, un whisky. Ecco, noi in Sardegna oggi siamo capaci di proporre questi tipi di distillati. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dal VAR nel calcio all'allenamento assistito per acquisire una migliore consapevolezza dei punti di forza e dei limiti degli atleti. Dalla misurazione e analisi in tempo reale dei dati prestazionali, biomedici e biomeccanici, fino alla previsione degli infortuni. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita quotidiana lavorativa e lo sport non fa eccezione. Comprenderne l'evoluzione, la situazione attuale, i benefici e i rischi, quelle che potrebbero essere le nuove frontiere, l'obiettivo del convegno organizzato dal CONI Sardegna, rivolto agli addetti ai lavori del mondo sportivo dell'isola. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi settori, tra cui lo sport. Ecco, qual è la situazione attuale? Allora sì, ne sentiamo parlare tutti i giorni di intelligenza artificiale, nei telegiornali, sui giornali eccetera, perché effettivamente stiamo vivendo un boom, un'esplosione di queste nuove tecnologie. E ogni giorno, ogni settimana escono delle nuove applicazioni, nuove tecnologie. E ovviamente sta un po' rivoluzionando diversi ambiti, come dicevi tu, e lo sport sicuramente è incluso in questi ambiti, e in tantissimi modi diversi, dall'analisi delle prestazioni degli atleti all'analisi del come la preparazione atletica e un sacco di altri ambiti. Ecco, poi se pensiamo al calcio, il VAR è stato un po' l'inizio di tutto quanto, si passa poi dalle applicazioni per lo scouting, appunto la previsione degli infortuni. Quanto è importante però sempre il giudizio umano, sempre la razionalità? Sì, questo è una cosa molto importante. Io credo che questa tecnologia non debba sostituire l'uomo assolutamente, ma debba anzi affiancare l'uomo, il tecnico in questo caso, o l'arbitro, per permettergli di avere uno strumento in più e poter quindi esprimere le proprie potenzialità al massimo. Ma quando è che c'è stato il vero boom? Allora, lo stiamo vivendo adesso il boom in realtà. Sì. Poi a seconda dei diversi sport, magari il primo sport in cui c'è stato veramente un boom sono stati gli scacchi. Gli scacchi già dagli anni 90 hanno vissuto un importante sviluppo dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. Ora, con la grande disponibilità di dati che abbiamo in vari sport, stiamo vivendo un incremento. Quindi direi siamo solo all'inizio. Fino a dove ci si può spingere? Questo è difficile da dire. Sicuramente vedremo sempre più applicazioni che, come dicevo, aiuteranno i tecnici, l'uomo, anche i giornalisti, nel fare il proprio lavoro. Di nuovo l'intelligenza artificiale entra prepotentemente a far parte anche dello sport, svolgendo anche un ruolo importante. Lei si occupa di biomeccanica, l'intelligenza artificiale riesce in alcuni casi anche a prevedere gli infortuni, ma riesce anche a fare un po' un'analisi delle prestazioni degli atleti? Sicuramente sì, al giorno d'oggi diciamo, le applicazioni sono più atte alla analisi della prestazione. Per quanto riguarda l'analisi degli infortuni e la predizione degli infortuni siamo ancora abbastanza lontani, e questo dipende dal fatto che soprattutto in ambito sportivo ci sono delle informazioni molto frammentate e i dati non sono spesso accurati, soprattutto per alcuni sport che dispongono di risorse economiche limitate, quindi abbiamo molte informazioni per sport come per esempio il calcio, che dispongono di che hanno grosse disponibilità economiche, però meno informazioni per altri sport magari meno seguiti, e quindi si può fare, ci sono delle importanti applicazioni per l'analisi prestazionale, però meno per quanto riguarda la predizione di infortuni. Siamo ancora all'inizio per questo. Quanto sono affidabili? Allora, diciamo che l'affidabilità dipende dalla
accuratezza del dato in ingresso, dei dati con cui l'algoritmo si allena. L'affidabilità, diciamo, non è ancora quella del 100% che sarebbe quella ottimale. Presidente, partirei proprio da quest'ultima considerazione a microfoni spenti. Speriamo che questo convegno sia utile. Proprio così. Io ritengo che il nostro ruolo sia quello di fare formazione. In questo momento l'intelligenza artificiale applicata allo sport è in grande evoluzione, quindi abbiamo pensato di organizzare un convegno parlando proprio di questa tematica per aiutare a far crescere tutto il nostro movimento sportivo. Dal suo punto di vista l'intelligenza artificiale può essere un vantaggio dunque? Sicuramente sì, dobbiamo capire come applicarla perché oggi obiettivamente è ancora sconosciuta, soprattutto nello sport, quindi noi stiamo cercando di dare chiaramente a tutti la possibilità di conoscerla e soprattutto anche il modo come poterla applicare nello sport. Con i relatori stavamo parlando di un po' quello che è stato l'inizio, se pensiamo al VAR nel calcio. Dal suo punto di vista, cosa si può fare per utilizzarlo al meglio? Bisogna prima di tutto conoscerla meglio perché ancora stiamo parlando di un argomento un po' nebuloso dove non tutti hanno conoscenza e il nostro ruolo è quello di cercare soprattutto per quello che noi rappresentiamo nel territorio, visto che siamo il Comitato Nazionale Olimpico Italiano nel territorio, di dare ai nostri tecnici, ma soprattutto a tutto il mondo sportivo in generale, la possibilità di conoscerla e poter chiaramente far sì che si possa crescere si possa far crescere l'attenzione verso questo argomento che in questo momento rappresenta e rappresenterà il futuro nel mondo. Questo pomeriggio si parlerà di dati, di analisi dei dati, di prestazioni, su come l'intelligenza artificiale potrà aiutare ad analizzarle al meglio, però ci avviciniamo alle Olimpiadi di Parigi, quindi non posso chiederle un po' quali sono le emozioni e le aspettative. Le aspettative sono tantissime come le emozioni, perché chiaramente le Olimpiadi rappresentano la massima espressione di tutti gli sport a livello mondiale, dove per gli atleti è sicuramente un coronamento, è un sogno, quindi noi riteniamo che anche in Sardegna i nostri ragazzi possano chiaramente far bene, possano parteciparvi in un numero chiaramente abbastanza numeroso e poter ripetere le prestazioni delle Olimpiadi di Tokyo sarebbe sicuramente una cosa meravigliosa. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si è chiusa con successo la 36esima edizione del Salone del Libro di Torino. Dopo una settimana è tempo di bilanci della 5 giorni del Lingotto, che ha accolto quasi 250.000 visitatori con ospiti da tutto il mondo e case editrici in un'atmosfera di gioia e partecipazione, per tracciare parole nuove, sguardi sul mondo e per festeggiare l'appartenenza a una grande e variegata comunità di lettrici e lettori. La Sardegna si è distinta con i suoi spazi dedicati alla propria storia. Lo stand della Regione Sardegna, quello della Fondazione Montebrama, quello della Carlo Delfino Editore e quello dell'Associazione Editori Riuniti, che rappresenta ben 30 realtà operative in tutta la Sardegna. L'editoria nutre la cultura, si è detto a più voci, ed offre la possibilità di spostare l'orizzonte sempre più lontano. Pagina sovrana del Salone per la narrazione della Sardegna è spettata al Medioevo sardo con la Pop Storici, Alessandro Barbero, che ha accompagnato i lavori dei colleghi sardi Giovanni Serreli, storico del Consiglio Nazionale della Ricerca. È stato importantissimo portare fuori dei confini della nostra isola la nostra storia, che come ha accolto bene Alessandro Barbero e hanno accolto con Alessandro Soddu, che hanno presentato i 2 volumi sul Medioevo. La Sardegna è stata un crocevia, è stato un luogo dove si sono incontrate genti, popolazioni, eccetera, e ha dato vita a una cultura, quella dei cosiddetti giudicati, dei regni giudicari, che ha lasciato ampie tracce e ha interagito in maniera positiva e negativa con tutte le realtà mediterranee del tempo. Di Rossana Martorelli, archeologa dell'Università di Cagliari. È stata veramente un'occasione fondamentale per diffondere un messaggio importante su come studiare anche la storia della Sardegna, considerando l'isola non qualcosa di unico e a sé, ma come parte di un sistema in tutte le epoche storiche e nel caso particolare anche nel periodo dei Vandali, dei Bizantini e in tutto il Medioevo sardo. Periodi che conosciamo non molto bene, ma soprattutto che sono stati tramandati attraverso dei racconti talvolta mitologici e infarciti un po' di falsità. Quindi questa è stata proprio una buona occasione per dare invece delle informazioni più corrette e delle informazioni che si basino sullo studio integrato delle fonti, quindi dallo studio storico e lo studio dei reperti, cioè le fonti materiali, le stratigrafie, i monumenti, quindi un dialogo fra storia e archeologia che è molto importante. Pagina di grande rilievo quella dedicata alla civiltà nuragica ed agli studi sulle architetture di età nuragica. L'anteprima del volume di studi, a firma Noemi Cappai, ha introdotto con una conferenza il grande tema: come sono stati costruiti i nuraghi, opere d'alta perizia muraria e di raffinata ingegneria. Il suo studio ci aiuta a comprendere meglio. Sebbene iniziato oramai 24 anni fa con una tesi di laurea accompagnata in un percorso dal collega architetto Giuseppe Pulina, negli anni ho riflettuto, ho ragionato su uno sviluppo della ricerca verso la comprensione delle dinamiche realizzative, in particolare dei processi realizzativi di una struttura apparentemente semplice quale il nuraghe, in realtà complessa dal punto di vista plano-volumetrico, che implica la predisposizione da parte dei costruttori nuragici di regole costruttive che
sottese alla costruzione ne hanno consentito la realizzazione di grandissime quantità. Allo stato attuale sono stimati 8.000 nuraghi, stimati che significa che magari sono anche di più, e quindi da questo assunto sono arrivata a definire, a mettere a punto un approccio metodologico che in qualche misura ci avvicina e abbatte la distanza temporale tra noi e i nuragici, questi 4.000 anni di storia. Naturalmente utilizzando un linguaggio che è proprio dell'architettura, in particolare dell'architetto del 2024, nella comprensione di dinamiche costruttive che oramai non ci appartengono più, quindi abbiamo necessità di avvicinarci per comprendere. Quindi uno studio che all'esordio ha intrapreso appunto indagando le caratteristiche tecnico-strutturali della torre nuragica, sviluppato nel tempo, dettagliando sempre di più altre componenti, quindi non solo la tolos, la copertura delle camere dei nuraghi o il sistema mensole, ma entrando a dettagliare l'organizzazione planivolumetrica, quindi alla base con le soluzioni costruttive del posizionamento della camera e delle due tipologie di scala, quindi di camera ed andito, e la relazione tra queste componenti, fino ad arrivare a dire: ma quanto tempo possono aver impiegato nella realizzazione di una struttura di questo tipo, che nel territorio sembra sempre uguale a se stessa per 8.000 casi, in realtà con delle variazioni. Cosa implica? In che modo possono aver gestito questa complessissima volontà edificatoria? Che tipo di struttura è sociale è? Quella che è stata capace di gestire anche questa complessità dal punto di vista della tecnica e quindi la cultura tecnica, la cultura tecnologica. Quali sono gli artifici, le soluzioni costruttive che questi costruttori necessariamente hanno dovuto sviluppare per far sì che quelle strutture avessero garanzie di equilibrio su una proiezione futura, tanto che sono arrivati a noi, ed è arrivato solo questo a noi, l'evidenza fisica del loro equilibrio. Con lei anche Bruno Billeci, già soprintendente a Sassari e Nuoro, docente di restauro architettonico dell'Ateneo Sassarese. Ci sono degli studi molto validi, ma sono davvero pochi rispetto alla quantità di beni e all'importanza dei beni. Quindi il contributo di oggi che la collega ha presentato intende iniziare, avviare a rafforzare questo filone di ricerca, che non è un filone di ricerca fine a se stesso solo per la conoscenza, ma questi beni hanno bisogno di essere restaurati e tenuti in buone condizioni, e la cosa principale per poterlo fare è conoscere davvero come sono costruiti e come funzionano, per pervenire a interventi intelligenti, oggi diremmo sostenibili, perché si parla moltissimo di valorizzazione, ma la valorizzazione passa per la conservazione di questi beni. Ecco che se ci sono delle personalità che studiano questi argomenti, noi non possiamo che essere contenti di questo filone che si sta avviando. Con loro la professoressa Carla Bartolozzi, docente ordinaria di restauro presso il Dipartimento di Architettura e Design e coordinatrice del Collegio di Architettura del Politecnico di Torino. È stato un momento importante perché lo studio che è stato presentato ha fatto un focus di rigore scientifico, metodologico molto importante, che senz'altro consente di fare un passo avanti nella conoscenza di questi incredibili sistemi di insediamento sul territorio della Sardegna. Senz'altro è uno spunto, è da cogliere come uno spunto per avviare una rete che, a partire da questo valore enorme che caratterizza tutta la Sardegna, possa trasformarsi anche in un motore di sviluppo economico, uno sviluppo locale, uno sviluppo in rete, che è uno sviluppo che non va nella direzione di quello che oggi chiamiamo l'overtourism, cioè un turismo esagerato che finisce per depredare il territorio, ma va viceversa nella direzione di distribuire questa risorsa, che è un turismo culturale
quindi un turismo diciamo di qualità che può portare valore anche nei luoghi che sono quelli ad oggi meno conosciuti e meno frequentati. All'esordio al Salone del Libro il poeta Alessandro Zara, dentista di professione ma figlio d'arte poetica. Il libro, per le mie radici, nasce un po' per caso. Durante una vacanza con degli amici in barca, ricordo che l'ultimo giorno, complice forse la notte, la luna rossa nella rada di Stintino, ho deciso di buttare giù dei versi, di scrivere qualcosa. Ed è venuta fuori una poesia che poi ho avuto modo di mostrare a degli amici che erano in barca con noi. E con mia sorpresa è piaciuta molto. Ora, da quel momento ho cominciato a scrivere delle poesie, quasi in maniera forsennata, se devo dire, perché nel giro di breve tempo, di qualche mese, sono venute fuori una cinquantina di liriche. Anche in questo caso ho fatto vedere le poesie degli amici e ho avuto dei consensi ai quali non ho creduto molto, perché trattandosi dei giudizi degli amici certamente erano benevoli. Però tra i consensi ho anche ricevuto qualche buon consiglio, è quello di una mia cara amica che mi ha consigliato appunto di riprendere in mano le mie dimenticate nozioni di metrica, sostenendo che le idee, le poesie c'erano, erano originali, erano molto buone, però mancava la forma. Allora mi sono buttato a capofitto nei libri di metrica, ho ripreso tutte le mie nozioni e ho rivisitato tutti i brani che avevo scritto in chiave, utilizzando tutte le regole della metrica in maniera rigorosa. È stato un lavoro pazzesco, faticosissimo. All'inizio mi sembrava difficile, impossibile quasi, perché mi sembrava che le poesie perdessero di spontaneità. Invece dopo un po' di tempo mi sono accorto che la metrica non ingabbiava le poesie, ma addirittura le esaltava, le rendeva più musicali e più facilmente fruibili. Sono storie di vita vissuta da figli di, anche le storie narrate dalla giornalista Luciana Satta, dalle cui pagine si scoprono i risvolti delle vite di figli di grandi personaggi o artisti del mondo dello spettacolo. Il mio libro è un po' particolare perché non parla tanto di Sardegna, ci sono due personaggi che sono sardi, che sono Maria Elvira Ciusa e Luca Parodi, che racconta la storia di Andrea Parodi. Tutti gli altri sono personaggi nazionali, Paola Gasman, c'è Simona Izzo e tanti altri. È stato bello, è stata un'emozione, così come è stata un'emozione scrivere questo libro. Sono storie di vita, sono storie umane, parlano di sentimenti e sono felice di essere qui. Di architettura, di arti visive e di grande rispetto per la cultura della Sardegna, per il paesaggio è l'architetto Antonio Simon Mossa, raccontato dal figlio Pietro Simon. Sì, la storia di un padre che purtroppo non ho potuto conoscere a fondo. Mio padre è mancato che io avevo 10 anni e non ho avuto appunto la possibilità di conoscere le molteplici personalità che questo uomo aveva. Ma il ritrovamento dei suoi scritti, delle sue carte e anche l'analisi degli stessi progetti di architettura mi hanno permesso di conoscere un uomo, a parer mio, splendido, intelligente, acuto, lavoratore, amante del bello e degli stesso creatore del bello. Da sottolineare la visita del presidente della regione toscana Eugenio Ghani allo stand della Sardegna per seguire con attenzione quanto avveniva per quel che riguarda la presentazione del libro su Gigi Riva. La Toscana è in via naturale la regione che con la Sardegna sente un rapporto diretto, impostato nella storia, un territorio che ha sempre vissuto, soprattutto con le città costiere della Toscana, a partire dalla Repubblica Marinara di Pisa, un rapporto che risale nei secoli e che ha visto contagiare e contaminare questi territori. E quindi a me viene molto naturale, come Presidente della Regione Toscana, essere qui allo stand della Sardegna
come la Sardegna è presente in tante nostre manifestazioni. Penso a quella bellissima di Archeologia Viva, dove mettiamo in comunicazione quello che è il richiamo turistico dell'archeologia della Toscana e della Sardegna. E oggi indubbiamente ci sono tanti stimoli nello stand della Sardegna, a partire da quello sulla storia dell'aeronautica e quindi del volo, ma a continuare con quello di un Gigi Riva che io ricordo ben presente nella nostra Coverciano a Firenze, e che quindi è figura unificante di uno spirito dell'amore attraverso lo sport verso i territori e le regioni italiane. Si è parlato anche di calcio, quello grande ed epico dell'uomo, eroe e vero re dei cuori non solo dei sardi, Gigi Riva, nel volume di racconti e storie curato da Umberto Oppus e Mario Fadda. Gigi Riva, un campione, un amico e un mito. Un amico perché è diventato il simbolo dell'amicizia per eccellenza. Il mito perché grazie a Riva un sogno individuale diventa un mito collettivo e lo scudetto ormai è diventato un qualcosa che nella storia sarda è diventato veramente una pietra fondamentale. Che cosa ha significato scrivere, comporre tante testimonianze che raccontavano dell'eroe sardo? È stata una cavalcata emozionante, fatta di ricordi, di aneddoti, di tanti aspetti più o meno curiosi che danno il taglio di quello che è stato non solo un giocatore ma veramente un mito per eccellenza. Ha travalicato il campo dello sport per diventare un mito a tutto campo. L'appuntamento è per la prossima primavera. La 37esima edizione si terrà a Torino dal 15 al 19 maggio 2025. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo addirittura d'arrivo anche questa sera. Abbiamo chiuso con il bilancio del Salone di Torino
dove il libro di Umberto Opus e di Mario Fadda ha avuto grandissimo successo, e rimaniamo sul tema perché quest'anno l'evento, la 7ª edizione di Calcio, Musica e Solidarietà, sarà dedicata a un protagonista. Diciamo che i protagonisti sono due. Il grande protagonista naturalmente è il ricordo di Gigi Riva che amava, desiderava la sua statua a Cagliari, nella sua città, in Sardegna, e il grande protagonista, il secondo grande protagonista è proprio Claudio Ranieri, perché Claudio Ranieri ha compiuto 5 miracoli in Sardegna, a Cagliari, l'ultimo che si è consumato nei giorni scorsi, e soprattutto Claudio Ranieri perché è stato l'inventore di questa manifestazione Calcio e Solidarietà, nata appunto 33 anni fa, era il 19 maggio del 91, quando dopo la vittoria a Bologna Claudio Ranieri in aereo mi provoca, dice: adesso dopo le critiche che abbiamo ricevuto durante il campionato sfidiamo voi giornalisti, quindi Cagliari contro i giornalisti, e lì nasce la prima edizione, perché naturalmente noi furbescamente ci siamo mischiati dopo 2 giorni, insomma abbiamo giocato questa partita al Santeria, giornalisti e amici dello spettacolo contro una mista del Cagliari. Era quella la prima edizione, e questa volta chiudiamo definitivamente Calcio e Solidarietà con questa iniziativa che vuole regalare a Riva e ai compagni dello scudetto una statua. È un'idea, nasce da un'idea di Pietro Porcella, del nostro collega, che 10 anni fa chiedeva la realizzazione di una statua. Questa volta è arrivato il momento di esaudire questo desiderio di Riva e di tutti i sardi, alla fiera, appunto nell'Arena Grandi Eventi, con veramente grandi ospiti, con la partecipazione di tutti, del Cagliari, primo fra tutti proprio Claudio Ranieri, l'ideatore di Calcio e Solidarietà. Sul palco ci saranno Piero Marras, ci saranno i collage, Diana Pud, la cagliaritana che ha avuto il grandissimo successo a The Voice Senior un mese fa, e il cagliaritano Pago. Poi i giocatori dello scudetto, i giocatori dell'era Mario Tiddia, i giocatori dell'era Cellino, Suazo, quelli che vivono Acquafresca, che vivono a Cagliari, e naturalmente la seconda ondata di calciatori gestiti da Claudio Ranieri, ricordo, quindi 88-91, 3 stagioni straordinarie, e queste 2, una promozione in Serie A e una salvezza, quindi nessun regalo più grande, ecco, Ranieri ha fatto ai sardi e alla Sardegna, e noi dobbiamo veramente dargli questo riconoscimento. 2 curiosità in rapida successione: tutti questi protagonisti saliranno sul palco per cantare? Diciamo, intanto gli artisti naturalmente sono cantanti, quindi Piero Marras, immagino che in chiusura di questa giornata, 27 maggio, lo voglio ricordare, lunedì 27 maggio alle 20:30, Piero Marras credo che chiuderà la serata con la storica canzone scritta proprio per Gigi Riva, quando Gigi Riva tornerà. Poi ci saranno i collage con Tore Fazzi, che ci ricorderà i brani degli anni 70 della loro nascita di Sanremo, poi appunto, come dicevo, Pago, il nostro amico ex tennista, poi diventato grandissimo artista, ma soprattutto ecco i giocatori dello scudetto, Reginato, Greatti e Tomasini, che saliranno sul palco e canteranno Azzurro, abbiamo fatto le prove nei giorni scorsi. Poi il gruppo di Mario Tiddia, quindi da Gigi Piras, con Quagliozzi, Bellini, Roccotelli, Copparoni, Gattelli, insomma, ecco i protagonisti. Loro cantano Vagabondo. Loro canteranno Io Vagabondo, poi appunto Ranieri probabilmente canterà Grazie Roma, non lo so, o forse Grazie o Badde Lontana, insomma. Studieremo, ci prepareremo da qui a lunedì prossimo con i protagonisti. Il secondo interrogativo: hai deciso di confermare insieme a Pietro Porcella la destinazione della statua?
Il desiderio è che il comune di Cagliari regali a Gigi Riva quello che era il suo desiderio, la zona del Lazzaretto vista mare, perché questa statua con Gigi che calcia il pallone verso il mare, ecco, era il suo desiderio, lui che ha vissuto tanti anni allo Scoglio, quindi che ha vissuto sempre per tanti anni, andava a pranzo in quella zona e quindi si è innamorato proprio di quel lungomare. E lui ha espresso il desiderio, ha detto la statua desidero che non venga costruita dalla politica, dal comune, dalla provincia, dalla regione, ma accetterò una statua solo ed esclusivamente se sarà il pubblico, se saranno i tifosi, se sarà la gente della Sardegna a desiderare che ci sia una statua, e soprattutto lui desidera che la statua non ci sia solo la statua di Gigi Riva, ma attorno a lui ci siano i 16 campioni d'Italia, i grandi protagonisti di quello scudetto del 1970. Io posso solo fare un auspicio che a questa bellissima manifestazione che chiude un ciclo meraviglioso ci sia il pienone assoluto. È una festa e deve essere celebrata con grandi adesioni, quindi non mancate. La statua di Gigi Riva per Gigi Riva sarà un monumento che resterà nel tempo, sfiderà il tempo così come la figura di Gigi sta già facendo. Un particolare, i biglietti non potranno essere più di 6.000 e sono disponibili da subito nei box office. Ecco, questo me lo stai più che altro dicendo tu, però è importantissimo, quindi affrettatevi tutti, sarà una bella festa. Sono un po' preoccupato per il fatto che canteranno molti calciatori, levando spazio ai cantanti professionisti, e c'è anche la minaccia che canti Valerio Vargiu e quello sarebbe un disastro. Tra le protagoniste dell'evento, Diana Puddu, che è stata sulla ribalta nazionale con The Voice Senior, vinta, stravinta, perché non c'erano concorrenti, è stata la più brava e sarà sul palco per questo evento di calcio, musica e solidarietà. Eh sì, io sono contentissima del fatto che insomma mi abbiate invitato, e anche per quanto riguarda insomma il tutto quello che c'è dietro è una cosa molto molto importante. E poi insomma, se parliamo di Gigi Riva, che cosa dobbiamo dire? Piace questa idea della statua per Gigi Riva? Assolutamente sì, perché insomma tutta la comunità deve avere la statua per ricordarlo sempre, perché è stato una persona grandissima di animo, ma soprattutto un grande sportivo. E poi lui è, insomma, per la Sardegna è la persona che più ci ha rappresentato. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.